Assessore dello sport del comune di Bassano del Grappa. Un applauso per Sandro Boris, Belgio, Alpesin, Tecnica. Ed ora, signore e signori, sul secondo gradino del podio, un corridore che arriva dalla Francia, che difende i colori della Groupama FDJ. Gli applausi sono tutti per Romain Grégoire. Viene premiato da Gero Pidolini, direttore generale Crédit Agricole Group Solution. Quel fantastique deuxième place, applaudissements pour l'applauso per il francese Romain Grégoire, Groupama FDJ. Ed ora, signore e signori, non ci rimane che andare ad incoronare il re dell'edizione 2024 della Veneto Classic. Arriva dalla Danimarca, difende i colori della Uno-X Mobility. Gli applausi sono tutti per Magnus Cort Nielsen. Sale sul gradino più alto del podio dopo un bel gesto di Farley e viene premiato da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale Veneto, nonché vicepresidente della Lega Ciclismo Professionistico. Omaggio floreale e un grandissimo applauso per il re della Veneto Classic, Magnus Cort Nielsen, Uno-X Mobility. Ed ora, signore e signori, la vostra attenzione. In onore del vincitore viene suonato l'inno nazionale della Danimarca. Romain Grégoire, Sandro Boris. Però nel momento c'è il lancio dei fiori bellissimo di Cort Nielsen, adesso si brinda con le bollicine Diesel Farm qui a Bassano del Grappa. Prepariamo l'applauso, signore e signori, per Magnus Cort Nielsen, Romain Grégoire.